Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati per la Sport Taliercio da Alberto Minazzi per la terza giornata della Eurocup Women 2018-2019. Umana Reyer Venezia contro DVTK Miskolc, le ungheresi che guidano il gruppo G dopo i primi due turni con due successi, uno a Nantes, uno in casa con Brno che segue in classifica dopo aver battuto un po' a sorpresa l'Umana Reyer nell'ultimo turno interno. Le ceche hanno fermato le Oro Granata, che poi si sono rifatte in campionato andando a vincere il derby di Schio e dunque elevandosi al primo posto solitario in classifica in Serie 1. Non è per niente compromessa la qualificazione, dobbiamo dirlo, per le ragazze di Liberalotto. Certo che il passo falso di Brno va ad incidere su quello che sarà il ranking delle squadre che accederanno al secondo turno di questa seconda manifestazione continentale, manifestazione a cui l'Umana Reyer è arrivata dopo aver perso il preliminare di Eurolega contro Riga, la vittoria dell'Elettroni sia all'andata che al ritorno, con l'Umana Reyer che appunto è tornata in quella Eurocup Women che l'ha vista, però lo ricordiamo, lo scorso anno finalista proprio qui al Taliercio nella gara di ritorno, vincente la partita ma non in doppio confronto contro le turche del Galatasaray, che hanno dunque potuto sollevare la coppa. Umana Reyer, ripeto, in campionato percorso completamente netto e in Europa qualche tentennamento in più. C'è la voglia di rifarsi in questa serata con il roster praticamente al completo. Manca la sola Alex Ciabattoni, che comunque è in netta ripresa dall'infortunio alla caviglia. E lo ricordiamo, in Europa l'Umana Reyer può schierare 4 straniere, mentre in campionato le straniere sono 3 e dunque ci sono sia Gülich che Steinberga che Anderson, ma in questo caso anche Saisha Gori a dare una mano sotto il canestro per le Oro Granata. C'è anche una presenza di tifosi ungheresi alle nostre spalle, sono soltanto in 5 ma sono molto numerosi e dotati di un tamburo, dunque lo sentirete di sottofondo alla mia telecronaca mentre si sta entrando in campo con i quintetti iniziali. L'Umana Reyer schiera Carangelo, Anderson, De Pretto, Steinberga e Gülich. Per quel che riguarda invece il DVTK Miskolc abbiamo la numero 11 Medgessi, la 14 Sulciut, la 24 Skoric, la 45 Mokango e con la maglia numero 32 la statunitense Walker. Tutto pronto dunque per iniziare questo incontro al Taliercio. C'è una discreta presenza di pubblico sugli spalti per questo incontro, ripeto, che chiude il girone d'andata. Si sta giocando con leggero anticipo anche sul campo di Brno, dove Nantes 4 minuti alla fine della partita è avanti 78-50 e dunque le francesi che si porterebbero in testa al raggruppamento. Potrebbe esserci un terzetto. Scusate, possono riagganciare Brno mentre intanto si chiama la prima azione con il canestro di Mokango e primo vantaggio dunque di Miskolc. Dicevo, potrebbe esserci una coppia in testa in caso di vittoria dell'Umana Reyer, invece agganciano Brno le francesi. Intanto Valeria De Pretto con il rovesciato del pareggio, rispondendo alla congolese Mokango che aveva portato in vantaggio nel primo attacco le ungheresi. L'attacco ancora di Miskolc, spalla e canestro sul Ciute, il fallo speso dalla capitana dell'Umana Reyer Deborah Carangelo, dunque primo fallo della partita con rimessa laterale per Miskolc con 14 secondi sul cronometro dell'azione. È Medgessi a effettuare
la rimessa dal fondo del campo, ancora il movimento di Skoric, lo scarico per Mokango, il tiro ancora dalla media, questa volta di Mokango, 4 punti del DVTK e 4 punti di Mokambo. 2-4 il punteggio con l'attacco dell'Umana Reyer nelle mani di Annette Steinberga, in difficoltà, pressata da Sulciute, lo scarico per Anderson, ancora Steinberga che chiede pallone in post, il movimento di Steinberga sottomano, l'errore ma c'è il rimbalzo offensivo di Marie Gulish e poi la tripla di Deborah Carangelo che però non colpisce nulla, nemmeno il ferro, e dunque ci sarà rimessa dal fondo dopo 1 minuto e 19 secondi di gioco al Palasport Taliercio, con il vantaggio esterno delle capoliste del DVTK che hanno anche pallone in mano con Meggessi. La playmaker, maglia numero 11, supera la metà campo marcata da Carangelo, lo scarico con il possesso di Skoric, si fa vedere sul Ciute che porta il blocco, va al pick and roll, poi va a attaccare il ferro, ripiega in difesa Steinberga, 4 secondi per l'azione di tiro delle ungheresi con la tripla stoppata da Valeria De Pretto, il recupero di Annette Steinberga, l'Umana Reyer può riportarsi al pareggio, va su Steinberga, porta a casa il fallo di Sulciute, primo fallo dunque anche per la formazione ungherese, il fallo di Sulciute che di passaporto è lituana, si accusa subito del fallo, la rimessa dal fondo è per l'Umana Reyer con Deborah Carangelo, 17 secondi per l'azione di tiro, la palla raggiunge le mani di De Pretto, poi Gulish nuovamente per Carangelo che prova a battere Walker in velocità, lo scarico per Steinberga che finge il tiro da 3 punti, poi attacca al centro dell'area, si prende il tiro in sospensione, mano morbida per Annette Steinberga e parità raggiunta dall'Umana Reyer, ma dall'altra parte subito Walker che coglie impreparata la difesa dell'Umana Reyer e di nuovo avanti dunque Miskolc sul 6-4, partita decisamente equilibrata, il pallone nelle mani di Jolene Anderson che prova ad attaccare anche lei il centro dell'area, cerca il contatto, non c'è il rischio arbitrale, la palla ancora una volta recuperata da Marie Gulish che va su, appoggia il tabellone, buona difesa qui da parte di Mokango, e il recupero per il DVTK con Meggessi che supera la metà campo, si allontana Mokambo, viene servita adesso il movimento di Mokango che continua a martellare il canestro dell'Umana Reyer, doppio possesso di vantaggio per le ungheresi, 8-4 dopo 3 minuti di gioco. Da Steinberga il pallone per De Pretto, movimento di Carangelo che riceve il blocco di Steinberga che va al pick and pop, ancora lo scarico questa volta per Gulish che vede un varco, va su, appoggia il tabellone e battuta in velocità in questo caso Mokango, il canestro di Gulish che riavvicina ad un solo possesso l'Umana Reyer, 6-8, attenzione dall'altra parte sul Ciute, ben marcata, è proprio Gulish che porta avanti anche il palleggio, poi si arresta, scarica per Steinberga che va via e il sottomano si infrange sul ferro, poi si lotta tra Skoric e Gulish, gli arbitri non fischiano, il lancio in contropiede, persa sul Ciute, facile l'appoggio al tabellone con il canestro che permette a Miskolc di ritornare al +4, 6-10 dopo quasi 4 minuti di gioco sul parquet del Taliercio. Carangelo, palla rubata da Walker, 1 contro 1 tra la numero 32 ungherese che viene però ben difesa da Carangelo, arriva l'errore, arriva il recupero di Walker, poi ancora la difesa intensa da parte dell'Umana Reyer, Mokango, l'anticipo di De Pretto con il recupero concretizzato da Steinberga, già dall'altro lato del campo la lituana scarica per la tripla di Valeria De Pretto, solo fondo della retina con il canestro di Valeria De Pretto per il 9-10, un punto di ritardo per l'Umana Reyer. Mentre ci avviciniamo alla metà del primo quarto, l'attacco di Meggessi, lo scarico ancora per Mokango, marcata da Carangelo che ovviamente non va nemmeno a difendere. 8 punti per Mokango sui 12 della formazione ungherese, una palla persa sanguinosa per l'attacco oro granata con il primo cambio intanto per Miskolc, entra con la maglia numero 15 Zele al posto di Sulciute, l'unico giocatore ad un fallo per il DVTK. Per l'Umana Reyer c'è Carangelo che ha preso una infrazione
+3, palla in mano per Miskolc con Megessi, il pallone per Skoric, ancora Megessi, 7 secondi per l'azione di tiro nuovamente da Skoric che batte Steinberga, l'incrocio, il tentativo di tiro cadendo all'indietro, tutt'altro che facile questo canestro di Skoric e nuovo massimo vantaggio per il DVTK, 9-14, +5 per le ospiti. Carangelo vede un varco, si butta dentro, poi scarica De Pretto, non riesce a controllare, un'altra palla persa, chiede ovviamente calma a coach Andrea Liberalotto che allarga le braccia, qualche errore di troppo da parte delle proprie giocatrici, ma ancora non ci sono cambi decisi dalla panchina dell'Umana Reyer nonostante il +5 con la palla in mano per Miskolc. L'attacco della nuova entrata Zelle e lo scarico ancora per Mokango che arriva alla doppia cifra, 9-16, +7 per il Miskolc in fase difensiva. Adesso con Mokango proprio su Gülich che si prende il tiro dalla media, l'errore, Anderson non riesce a controllare il rimbalzo, il contropiede Walker ben marcata, il sottomano sbagliato, un tocco a rimbalzo, vediamo a chi viene affidata la rimessa, all'Umana Reyer con cambi, eccoli qui come immaginavamo, ma anche il time out in campo perché c'è parecchia difficoltà per l'Umana Reyer che è sotto di 7 punti, ne ha segnati 9 e soprattutto tira con percentuali basse, 4 su 10 dal campo, 3 su 8 da 2, 1 su 2 da 3 con 4 rimbalzi. Per il Miskolc invece c'è un 8 su 11 dal campo senza neanche un tentativo da 3 punti e 10 punti con 5 su 5 di Chanel Mokango, la numero 45 del Congo, la giocatrice della squadra ungherese che sta facendo veramente la partita. Gli altri 6 punti sono così distribuiti: 2 Skoric, 2 Walker e 2 sul ciute per l'Umana Reyer. I 9 invece sono arrivati dalle mani di Valeria De Pretto, 5, 2 di Gülich e 2 di Steinberga. Abbiamo già visto prima del time out pronta ad entrare Martina Bestagno, vedremo se ci saranno altri cambi per l'Umana Reyer dopo questo lungo time out in cui coach Liberalotto ha voluto parlare con le proprie giocatrici. Si torna in campo e Bestagno è l'unica novità al posto di Gülich, mentre ancora in panchina il DVT Campa, un time out lunghissimo, quello chiesto da coach Zisas. Penso che, spero che la pronuncia sia quella giusta, i nomi ungheresi sono ricchi di consonanti e certo non facilitano il compito di chi vi deve raccontare il nome delle giocatrici in campo senza conoscere la lingua magiara. Il possesso per l'Umana Reyer, siamo al 6° minuto di gioco, +7 per le ospiti. Carangelo per la tripla aperta di Jolene Henderson e trova il fondo della retina Jolene Henderson, riavvicinando l'Umana Reyer 12-16, primi 3 punti e anche il primo tiro da 3 punti della partita di Henderson che aveva sbagliato in precedenza un tiro da 2. Walker, il gioco a 2, recupera anche il pallone in difesa Henderson, poi lancia contropiede per Deborah Carangelo che prende una botta al limite secondo me dell'antisportivo da Zelle. Il fallo c'è assolutamente e siamo qui vicini, ha preso una botta in bocca Carangelo da Zelle, mentre c'è il secondo cambio per la formazione ospite. Entra con il numero 5 Sabo al posto di Walker, prima dei 2 tiri liberi per Deborah Carangelo perché è solo il secondo fallo di squadra del DVTK, ma tanto sbaglia purtroppo Carangelo il primo tiro libero, ma dicevo era in azione di tiro Deborah Carangelo e dunque può andare in lunetta anche se non sfrutta il primo tentativo. Secondo a disposizione della capitana dell'Umana Reyer che fa 1 su 2 e dunque un solo possesso sia pur pieno di ritardo per la squadra di coach Liberalotto. Megessi a costruire il gioco per Miskolc, la nuova entrata a Sabo che riceve il pallone, ha di fronte Henderson, ancora uno scarico sul perimetro per Skoric che prova a battere De Pretto, il tiro, il fischio arbitrale, 2 tiri liberi in arrivo per Skoric, vediamo se il fallo è sì, il fallo è di Valeria De Pretto ed è il primo personale, secondo di squadra per l'Umana Reyer. 2 tiri liberi per Skoric per scrivere riportare sopra i 2 possessi di vantaggio la formazione ungherese. Segna il primo tiro libero
Skoric, dunque 13-17, terzo punto personale per la giocatrice serba della formazione ungherese e secondo libero a segno, così 2 su 2 e così 13-18, di nuovo più 5 per il Miskolc. Ancora Carangelo in cabina di regia, si fa vedere Bestagno fuori dall'arco, poi il taglio sulla linea di fondo di Anette Steinberga che prova a attaccare proprio Skoric, si fa largo Steinberga, le sfugge il pallone, poi lo recupera in qualche maniera poi però lo perde anche Lumana Reyer con la transizione di Megessi, lo scarico sotto proprio per Skoric, poi il tiro dalla media di Sabo, l'errore, il rimbalzo di Anette Steinberga pronta ad entrare Kacerik per Lumana Reyer, si è alzata mi sembra anche Gorini, ma intanto prosegue l'azione, sì è Gaia Gorini, la tripla di Carangelo, l'errore, il rimbalzo nelle mani di Zele che scambia con Megessi, chiama allo schema la panchina ungherese, già schierata comunque la difesa dell'Umana Reyer, Mokango, poi Zele, ancora palla sotto ma c'è l'anticipo difensivo ancora una volta di Jolene Henderson, lo scarico per Anette Steinberger, si prende il tiro dalla media e c'è il fallo da parte di Zele, il secondo fallo di Zele. Da ancora una volta 2 tiri liberi all'Umana Reyer, terzo fallo di squadra per Miskolc. Ecco i cambi già annunciati dell'Umana Reyer, entrano Gorini e Kacerik al posto di Carangelo e De Pretto. 2 tiri liberi per Anette Steinberga, segna il primo e sono 14 per l'Umana Reyer, 3 personali per Steinberga, 4 di ritardo a 2:12 dal termine del primo quarto, secondo libero a disposizione della numero 12 dell'Umana Reyer che fa 2 su 2 e dunque ritorna ad un solo possesso di ritardo l'Umana Reyer, 15-18, ripeto con 2 minuti da giocare. Sabo a costruire il gioco, poi consegnato per Megessi che ancora una volta riceve da Skoric, cambio di lato, Sabo ci prova da 3 punti, corto il tiro, il rimbalzo nelle mani di Bestagno, non va il contropiede veloce l'Umana Reyer, dunque si ricostruisce con Gorini, poi Bestagno per Henderson, pronto anche Gori ad entrare, il movimento di Martina Bestagno che porta a casa il fallo, gli applausi di coach Liberalotto, è il primo fallo di Mokango, è il fallo del bonus per Miskolc, no, il fallo è di Megessi e dunque primo fallo comunque per la numero 11, entra in campo Gori al posto di Steinberga, in campo con la maglia numero 7 invece per il Miskolc Cagnashi e 2 tiri liberi per Martina Bestagno. Segna il primo Martina Bestagno, Umana Reyer a -2, primo punto personale di Martina Bestagno, con Umana Reyer che si avvicina nel punteggio alle avversarie. Ricordo hanno avuto un massimo margine di 7 punti le giocatrici del DVTK e 2 su 2 di Martina Bestagno, adesso un solo punto di ritardo per l'Umana Reyer che viene superata in velocità da Skoric, il consegnato proprio per Cagnashi, appena entrata sul parquet si va da Sabo, l'uscita di Zele, il movimento di Mokango sotto canestro ma non viene servita per la buona difesa di Martina Bestagno, si riparte da Cagnashi, 5 secondi per l'azione di tiro, scivola Cagnashi, si lotta a rimbalzo e la palla alla fine viene strappata da Saisha Gori che va alla transizione, possibilità del vantaggio per l'Umana Reyer, Gaia Gorini, la palla viene intercettata, il tentativo di assist di Bestagno, si arrabbia coach Andrea Liberalotto, sarebbe stato il primo vantaggio della partita per l'Umana Reyer, invece ancora -1 con le avversarie, in possesso di palla Zele, il pallone per Sabo, ancora sul perimetro, troppo aggressiva Saisha Gori, arriva il terzo fallo di squadra, il primo personale di Gori che lo ricordiamo è in possesso di passaporto ungherese, dunque si può dire che affronti le sue connazionali anche se chiaramente è nativa degli Stati Uniti d'America. La rimessa per Cagnashi, serve per Skoric, poi consegnato nuovamente per la playmaker, maglia numero 7 di Miskolc, l'accelerazione, il sottomano sbagliato, la palla alle mani di Gaia Gorini, seconda opportunità per l'Umana Reyer di portarsi in vantaggio, la partita va su Gorini, il tiro in controtempo, l'errore rimbalzo di Saisha Gori, stoppata, poi recupera il pallone, potenziale gioco da 3 punti e comunque vantaggio per l'Umana Reyer con il canestro di Saisha Gori per il 19-18. C'è il primo fallo, questa volta sì, di Mokango
e il tiro libero in arrivo con Lumana Reyer che rimette in campo Valeria De Pretto al posto di Anderson, l'unica giocatrice che è rimasta in campo fin dall'inizio della partita. Rientra una giocatrice dello starting five, ma per adesso sono 4 quinti di quintetto di giocatrici usciti dalla panchina e Saisha Gori realizza anche il tiro libero supplementare. E dunque per Lumana Reyer il vantaggio è di 2 punti, 20-18. E rientra in campo con il numero 11 Megessi, la playmaker titolare di Miskolc, anche se a costruire il gioco adesso è Sabo che riceve proprio da Megessi. Ancora la numero 11 si trova il pallone in mano fuori dall'arco, attenzione, persa in angolo Kagnashi che vede un varco, troppo facile il sottomano di Kagnashi, e adesso è parità assoluta con l'ultimo possesso però del primo quarto nelle mani dell'Umana Reyer. È già al bonus il di VTK all'attacco di Kacerik, l'uscita di Gorini, buona la difesa di Miskolc, 6 secondi per l'azione di tiro, ancora Kacerik che ha qualche difficoltà, l'assist per Valeria De Pretto, l'anticipo di Kagnashi. 8 decimi per il tiro dell'Umana Reyer e con 8 decimi sul cronometro della partita c'è Gaia Gorini con la rimessa che va oltre la metà campo, dunque palla persa, non arriva a nessun tiro, si va all'intervallo sulla situazione di perfetta parità. Umana Reyer 20, di VTK Miskolc 20. Era 9-16 subito dopo la metà del quarto per le ospiti del DVTK, adesso è 20 pari e dunque il parziale aperto per l'Umana Reyer è di 11-4. Il time out di coach Andrea Liberalotto ha dato i suoi frutti, perché Umana Reyer, peraltro in campo, lo ripeto, con 4 giocatrici su 5 uscite dalla panchina, è riuscita via via a limare il ritardo. C'è una buona distribuzione di punti per le Oro Granata, i 20 punti, qui manca il canestro di Saisha Gori sullo score ufficiale della FIBA, ma sono 3 di Gori, 2 di Bestagno, 5 di De Pretto e poi tra le giocatrici in panchina 3 di Henderson, 2 di Gulish e 4 di Steinberga. Umana Reyer che tira 6 su 15 dal campo, 4 su 11 da 3, 2 su 4 da 3, 6 su 7 ai liberi, 9 i rimbalzi di cui 4 offensivi. Per il DVTK i 10 di Mokango, che si è fermata anche se non ha più preso tiri ed è stata in campo per 10 minuti, 2 di Kagnashi, poi abbiamo 4 di Skoric, 2 di Sulciute e 2 di Walker. 9 su 16 dal campo per le ungheresi, 9 su 15 da 2, 0 su 1 da 3, 2 su 2 ai liberi, 7 i rimbalzi di cui 2 offensivi. Sono però 8 gli assist della formazione ospite, mentre l'Umana Reyer in questa statistica è leggermente indietro, anche se sono comunque 7 gli assist serviti dalle Oro Granate in questo primo quarto che si è concluso in assoluta parità. Uno sguardo mentre aspettiamo che le squadre entrano in campo dopo le esibizioni che come di consueto allietano gli intervalli delle partite interne dell'Umana Reyer femminile. È finita a Brno la vittoria di Nantes per 84-58, netta dunque l'affermazione delle francesi che, come detto in precedenza, agganciano in classifica Brno e in questo momento anche l'Umana Reyer, anche se ovviamente c'è da completare questa partita contro le capoliste del girone G. Riparte in attacco l'Umana Reyer con Saisha Gori, spalla e canestro, step back su Mokango, l'errore, la lotta a rimbalzo tocca a Bestagno ed è l'ultima, anche se chiedeva la rimessa laterale, la rimessa al fondo a proprio favore. In realtà è giusta la decisione degli arbitri, che lo ricordo sono il rumeno Faur, poi il cipriota Christou e l'albanese Osha. L'errore per la formazione di Miskolc con Katon, anche lei sul parquet in avvio di questo quarto, poi va su Valeria De Pretto, l'anticipo quasi da parte di Walker, palla che torna nelle mani di Kacerik, 12 secondi per l'azione di tiro, servita Gaia Gorini, palla in angolo con Valeria De Pretto, ancora una lettura difensiva di Miskolc e una palla persa per l'Umana Reyer con l'attacco e la tripla aperta di Walker, l'errore, il rimbalzo di Saisha Gori che poi apre il palleggio portando la palla oltre la metà campo. Si fa vedere Gorini, viene servita, vuole a sé
De Pretto, il pallone per la numero 10 dell'Umana Reyer, poi Saisha Gori, è trascorso un minuto, il punteggio ancora non si è sbloccato, va Valeria De Pretto, si arresta, scarica per Gaia Gorini, 4 secondi, 3 secondi, va Saisha Gori, ancora un errore, il rimbalzo di Sulciut e poi Megessi a costruire il gioco a difesa schierata. Un minuto e mezzo di gioco nel secondo quarto, 20 pari tra Umana Reyer e DVTK Miskolc. Bello il movimento di Walker, ma bellissima la difesa di Kacerik che lancia per Saisha Gori, il contropiede del vantaggio dell'Umana Reyer sul 22-20. Megessi a costruire il gioco con di fronte Gaia Gorini, ancora Kacerik, intensa in difesa su Walker che cambia direzione, scarica sul perimetro per Katona, ancora la numero 12 con Kacerik che porta a casa in un altro recupero con lo sfondamento di Katona, primo fallo della numero 12 e bravissima ancora una volta Martina Kacerik, mentre rientra in campo Jolene Anderson al posto di Valeria De Pretto per l'Umana Reyer. E la rimessa dal fondo è per l'Umana Reyer, gran difesa, seconda consecutiva per Martina Kacerik che recupera il pallone con l'Umana Reyer avanti 22-20. Saisha Gori, il movimento di Bestagno, ma la palla rimane sul perimetro da Jolene Anderson, il blocco con il pick and roll di Bestagno che non viene servita, si va invece sul perimetro da Saisha Gori che sbaglia la conclusione, poi la palla si arrampica sulla struttura, la rimessa dal fondo è per le ospiti che rimettono in campo Skoric, ha bisogno del suo quintetto, coach Sisas. Rientra in campo appunto Skoric e in questo momento c'è proprio il quintetto iniziale per la formazione ungherese che è stata ben limitata, solo 4 punti segnati negli ultimi 6 minuti e mezzo di gioco. L'accelerazione di Megessi, la palla sotto per Mokango che ritorna a segnare, non è un caso che sia lei la miglior realizzatrice del match, 22 pari, 12 punti di Mokango per il DVTK che torna in parità. La tripla di Jolene Anderson, palla che entra e esce, la lotta a rimbalzo e c'è il fallo subito da Martina Bestagno che si va a toccare la bocca, il fallo è di Sulciut ed è il secondo fallo di Sulciut, secondo fallo di squadra anche per il DVTK con l'Umana Reyer che rimette in campo Annette Steinberga al posto di Saisha Gori. La rimessa nelle mani di Kacerik con Gorini che chiede e riceve il pallone, poi si arresta dalla media, l'errore di Gaia Gorini, il rimbalzo di Sulciut, lo scarico per Megessi che supera la metà campo in velocità, bella assist no look per Mokango ed è di nuovo vantaggio per il DVTK. Ogni 4 di fila di Mokango, è 22-24. Gaia Gorini, palla per Anderson, ancora Gorini sul perimetro, servita a Martina Kacerik, la circolazione veloce dell'Umana Reyer che apre la tripla in angolo per Jolene Anderson. Umana Reyer che si riporta in vantaggio con la tripla di Anderson, 25-24, partita punto a punto, ancora cercata Mokango, questa volta è costretta però a scaricare nelle mani di Walker. Chiede ancora il pallone Mokango e c'è un fallo fischiato alla difesa con Bestagno che sta facendo sportellate con Mokango ed è proprio lei a commettere il primo fallo personale e riporta ad entrare ovviamente Gülish che ha una stazza diversa da Bestagno pur avendo lo stesso ruolo. Dunque in campo Gülish ma anche in campo Carangelo al posto di Gorini che ancora non è riuscita a entrare in partita con l'Umana Reyer comunque a +1 e attenzione ancora una volta una ingenuità sulla rimessa dal fondo, il canestro di Sulciut per il controsorpasso di Miskolc, 25-26 dopo 4 minuti di gioco nel secondo quarto. Martina Kacerik, la palla per Steinberga che prova a battere proprio Sulciut, si incarta Steinberga, è costretta a riscaricare sul perimetro per Carangelo, il gioco a 2, Steinberga si prende la tripla allo scadere di 24, l'errore, il rimbalzo di Mokango per Walker
Supera la metà campo, prova a battere Caceri con una finta, il tiro dalla media, l'errore rimbalzo di Deborah Carangelo che ha un'ottima tempistica, poi rompe il raddoppio, forse portava a casa anche il fallo, non è stato fischiato, la palla arriva a Gülich, poi la tripla di Martina Kacerik, 3 punti di Kacerik e time out per Miskolc, perché l'Umana Reyer è avanti 28-26, siamo quasi alla metà del secondo quarto, dal 9-16 il parziale continua ad essere decisamente favorevole all'Umana Reyer, 19-10 dal -7 al +2, Umana Reyer che non ha avuto più di 2 punti di vantaggio nella partita, ma l'inerzia in questo momento è tutta nelle mani della squadra di coach Andrea Liberalotto. Andiamo delle statistiche: 9 su 24 dal campo con 5 su 16 da 2, 4 su 8 da 3, 6 su 7 ai liberi, 13 rimbalzi di cui 5 offensivi. Gli assist sono saliti a 10, le palle perse sono 6 e questo forse è un dato negativo da sottolineare. Per Miskolc c'è il 54% dal campo con 60% da 2 e lo 0% da 3, 2 su 2 ai liberi, 12 i rimbalzi, 2 offensivi, 11 assist, però 7 palle perse dalle ungheresi. E ovviamente la migliore realizzatrice della partita è Chanel Mokango a quota 14 con 7 su 7 dal campo. Per l'Umana Reyer invece Valeria De Pretto e Saisha Gori sono a 5, ma sono state superate da Jolene Henderson, salita a 6. Dunque si riparte dalla rimessa dei Megessi dal fondo del campo per il DVTK, servita Skoric che supera la metà campo in palleggio, poi riconsegna la propria playmaker per la costruzione del gioco di attacco del DVTK. Ancora il movimento di Skoric che riceve di fronte Henderson, il palleggio aperto e chiuso da Sulciute, si torna da Megessi che si prende il tiro da 2 punti, tiro morbido, va a segno e torna in parità la formazione ospite, 28 pari. E poi il recupero ancora di Megessi che non va a attaccare il ferro, aspetta il recupero di Carangelo e 2 canestri di fila di Megessi per il controsorpasso di Miskolc che adesso è a 30 contro i 28 dell'Umana Reyer. Scivola Kacerik, così Carangelo è costretto a portare avanti il palleggio, serve per il tiro di Gülich che è sbagliato, ma c'è il recupero almeno per un attimo di Henderson. Ancora Megessi, servita da Skoric, ha di fronte Steinberga, pallone per Sulciute, nuovamente Megessi, palla in angolo per Skoric, Umana Reyer chiude gli spazi, adesso Mokango, lo scarico con l'errore di Skoric e c'è il fischio arbitrale per un fallo fischiato alla difesa dell'Umana Reyer, fallo credo che sia di no, il fallo credo sia di Steinberga dalla segnalazione arbitrale. Sì, è il primo fallo di Anette Steinberga che per ora non è tutta in partita. Rientra De Pretto al posto di Kacerik con 2 tiri liberi di Mokango, primi tiri non da 2 della sua partita, il primo tiro libero intanto a segno per il centro di Miskolc, 15 punti personali sui 31 del DVTK, se segnerà il secondo e fa così con il 2 su 2 la metà dei punti della formazione ungherese che è tornata ad avere 4 punti di vantaggio, sono arrivati al proprio centro che adesso va in panchina e rientra in campo Zele che ha 2 falli spesi, così come Sulciute. Per l'Umana Reyer invece solo 5 giocatrici ad un fallo, nessuna con 2 infrazioni, però è tornata sotto l'Umana Reyer. 4 punti da recuperare con Carangelo che penetra, scarica per Gülich, la riapertura per la tripla di Jolene Henderson ed è -1 per l'Umana Reyer, 9 per Henderson, 31 per le Oro Granata che ora sono in difesa su Walker. Il pallone da Skoric sotto per il controllo e il movimento col passo a incrocio di Skoric, ancora un bel movimento, anzi no scusate, Sulciute, l'autrice del canestro che ridà il +3 alle ungheresi. Carangelo, il pallone servito a De Pretto, poi c'è Jolene Henderson che è calda, si prende un'altra tripla ed è la tripla del pareggio per Jolene Henderson,
34 pari, 12 di Anderson e 3-13 al termine del primo tempo. Gele ci prova da 3 punti, ancora un errore dall'arco, il secondo su 2 tentativi per il DVTK e l'Umana Reyer può andare in attacco per cercare di portarsi in vantaggio, ci prova con la tripla di Deborah Carangelo, non va, Gülish si fa largo, trova il canestro, trova il fallo di Megessi e massimo fatturato per l'Umana Reyer con un parziale di 9-2. Gülish sale a quota 4 punti, l'Umana Reyer a quota 36, il secondo fallo di Megessi e il terzo di squadra per il DVTK prima del primo tiro libero, cioè meglio del tiro libero supplementare di Gülish, con il DVTK che rimette in campo Jabo al posto di Walker e ripeto c'è il tiro libero supplementare per Mari Gülish per completare il gioco da 3 punti e Gülish lo completa, dunque l'Umana Reyer è avanti 37-34 in questo parziale di 9-2. L'accelerazione di Gele che trova sulla sua strada Gülish e Gülish riesce a reggere il colpo e a portare a casa l'infrazione di passi della giocatrice ungherese e il possesso torna nelle mani dell'Umana Reyer, partita che sta andando a strappi in questo secondo tempo con le Oroganata comunque avanti di 3 punti con il pallone in mano. Gülish per De Pretto, segnato per Jolene Anderson che cerca ancora Mari Gülish, controlla il pallone in qualche modo Gülish, la riapertura scusate per De Pretto, 6 secondi 5 per l'azione di tiro, va su Valeria De Pretto che riesce ad arrestarsi, a trovare il fondo del canestro. Valeria De Pretto 3-9, 3-4 più 5 adesso è il massimo vantaggio per l'Umana Reyer dopo essere tornata sotto di 4 punti a un parziale di 11-2, dunque più 9 con Martina Caceri che è pronta a rientrare sul parquet quando stiamo entrando negli ultimi 2 minuti di gioco e Mokango a sua volta è pronta a riprendere il suo posto al centro dell'area dove adesso c'è il tiro sbagliato da Skoric, il recupero dell'Umana Reyer con Annette Steinberga che attacca al centro dell'area, va su Steinberga, arriva l'errore, non c'è fischio arbitrale, Skoric alla transizione per Szabo, ancora gioca a 2 con Skoric, l'appoggio al tabellone e si arrabbia moltissimo coach Liberalotto perché si interrompe il parziale dell'Umana Reyer ed è 39-36, minuto e mezzo da giocare. Steinberga per Anderson, il pallone arriva nelle mani di Deborah Carangelo, linea di fondo, lo scarico deviato da Gele, 6 secondi per l'azione di tiro ed ecco tutti i cambi che avevamo annunciato in precedenza, rientra Kacerik al posto di Anderson per l'Umana Reyer, per le ospiti entrano Catona e di nuovo come detto Mokango per questi ultimi 1 minuto e 19 di gioco nel corso del primo tempo col più 3. Umana Reyer con palla in mano ma solo 5 secondi adesso per l'azione di tiro. Kacerik per Carangelo, ci prova da 3 punti la capitana, è corto, la lotta a rimbalzo, Gülish lotta, la palla schizza però nelle mani di Megessi che supera la metà campo servendo la compagna, se non vado errato, a Esabo, così è infatti. Ancora palla contro la zona sul perimetro nelle mani di Catona sul ciute, ancora Megessi che batte Carangelo, va su, trova il muro di Steinberga, servita Mokango, è il primo errore della partita ma arriva il rimbalzo offensivo di Sulciute e arrivano i 2 punti ancora per il DVTK che torna a -1, 3-9, 3-8, partita equilibratissima. Carangelo pressata da Szabo, la rimessa per l'Umana Reyer con 15 secondi sull'azione di tiro e c'è un cambio ma credo anche un time out per l'Umana Reyer, rientra Kaniashi per Miskolc e c'è time out come previsto per l'Umana Reyer, dicevo in campo Kaniashi per le ospiti e andiamo a vedere come sono ripartiti questi 39 punti che vedono l'Umana Reyer avanti di un solo punto a 37 secondi dalla fine del primo tempo. 7 di Valeria De Pretto, 1 di Deborah Carangelo, 5 di Gülish, 3 di Kacerik, 4 di Steinberga con 1 su 4 al tiro, 12 di Jolene Anderson, l'unica in doppia cifra, 2 di Bestagno, 5 di Gori e 0 di Gorini, non sono entrate Crudo e Madera. Per il DVTK sono 16, è arrivato prima il primo errore al tiro
di Mokango che ha 7 su 8 e 2 su 2 ai liberi, poi 4 di Megessi, 8 di Sulciute, 2 di Kagnashi che rientra adesso dopo l'indicazione del cambio prima del time out, 6 di Skoric e 2 di Walker. Percentuale di tiro che dice 54,8 per le ospiti, mentre Lumana Reyer tira col 40,6%. Ovviamente tiro complessivo tra le conclusioni da 2 punti e quelle da 3 punti. La rimessa per Lumana Reyer in campo già con Carangelo, Kacerik, De Pretto, Steinberga e Gülish. Dall'altra parte Szabo, Kagnashi, poi Katona, Mokango e Sulciute. Kacerik aggredita in maniera fallosa da Szabo, che si lamenta ma il fallo c'è e adesso è al bonus con il primo fallo di Szabo, la formazione del DVTK. La seconda, il possesso per Lumana Reyer con Carangelo, si va da Valeria De Pretto, lo scarico in punta per Gülish, sotto per Steinberga che riceve il bel movimento di Anette Steinberga, la palla che danza sul ferro, alla fine non entra e dunque ha il possesso per tornare in vantaggio il DVTK. Non c'è discrepanza ovviamente tra il cronometro d'azione e quello della partita, mancano solo 9 secondi. Ha però 2 falli da spendere Lumana Reyer, se ne accorge subito Valeria De Pretto, è il secondo personale ma ferma l'azione della formazione ungherese e adesso il time out è per Miskolc. Terzo fallo di squadra, quello di Valeria De Pretto dell'Umana Reyer. Abbiamo detto in precedenza delle percentuali di tiro complessivo, vediamo adesso anche quelle ripartite tra tiri da 2 e tiri da 3. Umana Reyer che ha 7 su 21 da 2 e 6 su 12 da 3, con 7 su 8 ai liberi, 16 rimbalzi di cui 6 quelli offensivi. Sono 12 gli assist e 7 le palle perse dalle Orogranata. Per il DVTK invece c'è un 17 su 28 da 2, 0 su 3 da 3, 4 su 4 ai liberi, 18 rimbalzi di cui 4 offensivi, 14 gli assist, 8 le palle perse. 7 secondi, 7 decimi da giocare sul cronometro del Taliercio per andare all'intervallo lungo di una partita che ha visto l'Umana Reyer in vantaggio di 5 punti in questo secondo quarto, ma in ritardo di 7 nel primo quarto. Poi per il resto si è proseguiti su un binario di grande equilibrio. Non a caso l'Umana Reyer ha fallito la missione di Brno, ma resta una delle favorite del raggruppamento assieme proprio alle capoliste della Miskolc, che adesso possono attaccare. C'è un altro fallo da spendere per l'Umana Reyer, la palla quasi recuperata, poi Mokango sbaglia, tira di nuovo sulla sirena, arriva l'errore e dunque dopo i primi 20 minuti di gioco avanti l'Umana Reyer, sia pur di un solo punto, 39-38 sul DVTK Miskolc. Noi ci sentiamo tra circa un quarto d'ora per il secondo tempo. Amici sportivi, ben ritrovati per la Sport Taliercio per il secondo tempo del match di Eurocup Women 2018-19 tra l'Umana Reyer Venezia e il DVTK Miskolc. 39-38, un punto di vantaggio per le Orogranata che hanno cominciato con qualche difficoltà. A metà praticamente del primo quarto era 9-16 il vantaggio delle ungheresi, che sono capoliste del gruppo G dopo 2 turni. Il gruppo G appunto della manifestazione continentale. L'Umana Reyer dal time out chiamato da coach Andrea Liberalotto hanno rosicchiato punto su punto, hanno impattato con un gioco da 3 punti di Gori, o meglio hanno superato con un canestro di Gori a 42 secondi dalla fine del primo quarto. Poi hanno avuto un margine di 5 punti sul 39-34, prima un parziale di 19-10
per il sorpasso sul 28-26 e poi un parziale aperto di 8-0 dopo che Miskolc era tornata in vantaggio di 3 punti, 39-34 il vantaggio dell'Umana Reyer, con però il finale di quarto che ha visto nuovamente le ungheresi riavvicinarsi nel punteggio, e dunque è una partita che, ma lo si sapeva già, si gioca punto a punto, ci si gioca il primo posto nella classifica. Nell'altro incontro che si è disputato questa sera a chiusura del girone d'andata della prima fase di Eurocup Women, Brno ha perso in casa 58-84 contro Nantes, che sarà la prossima avversaria dell'Umana Reyer nella trasferta in terra francese. Nantes, che ha raccolto così i primi 2 punti della sua coppa, si giocherà dopo la sosta, perché ricordiamo che dopo l'incontro di campionato di sabato in casa con Vigarano si fermerà sia il campionato che la coppa per l'Umana Reyer. Umana Reyer che tornerà in campo contro il Nantes Rezé in Francia il 28 di novembre alle ore 20, mentre il DVTK sarà in campo a Brno alle 18, sempre del 28 di novembre. Già in campo il quintetto dell'Umana Reyer, che è quello abituale, lo starting five formato da Carangelo, Anderson, De Pretto, Steinberga e Gulish. Dall'altra parte abbiamo Megessi, abbiamo Walker, poi Skoric, Sulciute e Mokango, che è la miglior realizzatrice del match, alla fine 7 su 9 con 2 errori finali, ma 16 punti per lei e 4 rimbalzi che ne fanno la miglior rimbalzista. Per l'Umana Reyer la miglior rimbalzista invece è Annette Steinberga a quota 4, quindi la stessa quota di Mokango, che però ha preso 2 rimbalzi offensivi. È tutto pronto per la ripresa del gioco, con il primo possesso che sarà nelle mani degli ungheresi con Megessi. Si va da Walker, difesa a zona inizialmente per l'Umana Reyer, poi vedremo se ci saranno adattamenti. Il pallone che gira sul perimetro nelle mani di Walker, il duello tra Mokango e Steinberga, il fischio arbitrale contro Mokango, fallo in attacco, palla persa per il DVTK, è il secondo fallo di Mokango. Bravissima Steinberga a reggere il peso della lunga congolese della formazione del DVTK e portare al recupero con il nuovo attacco, adesso il primo del secondo tempo per le Orogranata, oggi in maglia bianca. Marie Gulish va da De Pretto in punta per Steinberga, che è un po' mancata con i suoi canestri, cerca lo scarico per Gulish, questa volta si chiude bene la difesa di Miskolc e ritorna in possesso di palla il DVTK con il blocco di Sulciute, la palla servita a Walker che sbaglia, il rimbalzo è di Steinberga, la riapertura per Carangelo che guida la transizione, la difesa già schierata per le ospiti, la tripla aperta per Valeria De Pretto che mette il canestro per il +4 dell'Umana Reyer. 42-38, ricordo il massimo margine di +5, dunque vicina al massimo vantaggio la squadra di coach Andrea Liberalotto. Ora in fase difensiva Skoric contro De Pretto, penetra e scarica per Megessi, ancora Carangelo che regge in difesa, Megessi si fa largo, alza il tiro, l'errore, Steinberga anticipa sul shoot, il pallone viene recuperato da Carangelo che va da Jolyn Henderson, altra tripla e altro canestro per l'Umana Reyer con la sua migliore realizzazione Jolyn Henderson per il nuovo massimo vantaggio, 15 punti di Henderson, 45-38 per l'Umana Reyer +7, dunque eguagliato il massimo margine che aveva avuto nel primo quarto Miskolc. Adesso il vantaggio è però per l'Umana Reyer che subisce la penetrazione di Walker, l'errore Mokango, rimbalzo offensivo e ancora un canestro, resta lei il fattore per il DVTK. 45-40, primi punti del secondo tempo per le ungheresi che ora sono in fase difensiva ma sotto di 5 punti dopo 2 minuti di gioco. De Pretto cerca Steinberga, spalla canestro, il movimento ad incrocio, parte Steinberga e c'è l'infrazione di passi, giusta l'interpretazione arbitrale, ha spostato il piede perno prima di cercare la penetrazione Annette Steinberga. La vediamo poco convinta sul monitor, ma secondo noi l'interpretazione arbitrale ci può stare e dunque può cercare di tornare ad un solo possesso di ritardo la formazione di Miskolc.
l'uscita di Steinberga che va a spendere il secondo fallo, è entrata nel cono, come si suol dire, dell'avversaria, e dunque anche se è stata l'avversaria ad abbassare le braccia, è Steinberga ad essere sanzionata con il secondo fallo personale, il primo di squadra per l'Umana Reyer, che rimane in fase difensiva con Walker, chiede il blocco di Mokango, non accetta cambio difensivo l'Umana Reyer, così si rimane sul perimetro per Miskolc. Adesso la palla arriva a Mokango, la stoppata di Gülich, e in questo caso viene considerata fallosa, è il primo fallo per Marie Gülich, secondo di squadra per l'Umana Reyer, altri due tiri liberi per Mokango, ed è logico che Miskolc si appoggi alla sua miglior realizzatrice, al suo centro. Il primo tiro libero a segno 3-3 dalla lunetta per la numero 45 di Miskolc, che adesso ha 4 punti di ritardo che diventano 3 sul 2-2 ancora una volta di Mokango. 45-42, sono già 20 i punti segnati da Chanel Mokango. L'attacco dell'Umana Reyer con Anderson, si arresta, scarica per Depretto, cambio di lato per Marie Gülich che ha spazio, si prende il tiro dalla media, il canestro del centro tedesco dell'Umana Reyer per il 47-42. Attenzione dall'altra parte, persa con la penetrazione di Skoric, la palla arriva comunque nelle mani di Mokango che continua a bersagliare il canestro dell'Umana Reyer. 47-44, rimane un solo possesso, sia pur pieno il vantaggio delle Oro Granata. Anderson sul perimetro di fronte a Megessi, il blocco di Marie Gülich, la riapertura per la tripla aperta di Anette Steinberga, gran costruzione qui da parte delle tre straniere dell'Umana Reyer. 50-44 più 6, ancora una tripla per l'Umana Reyer che ha segnato con Depretto, Anderson e Steinberga in questo secondo tempo, e si dispone ancora una volta a zona contro l'attacco di Miskolc, anche se poi Gülich va a seguire Mokango, la perde sul cambio difensivo, Mokango sbaglia dalla media, il rimbalzo è nelle mani di Anette Steinberga che è calda, va alla transizione, poi scarica, ma nelle mani di Walker. Ha un po' esagerato qui la lituana, Walker con la buona circolazione, ma letta da Jolene Anderson che recupera sul ciute, si ferma, scarica, ancora una penetrazione, ancora un sottomano di Anette Steinberga, azione un po' convulsa, ma alla fine arrivano i 2 punti per l'Umana Reyer che è al nuovo massimo vantaggio, 52-44 più 8. Qualche piccolo problema per il contatto in occasione canestro di Steinberga dall'altro lato del campo. Cambio per l'Umana Reyer, entra Saisha Gori ed esce Anette Steinberga, dunque va a riposarsi la giocatrice che ha un po' siglato questo secondo tempo. Per Steinberga sono adesso 9 i punti, dicevo che mancavano un po' i suoi canestri, adesso sono arrivati e l'Umana Reyer è a più 8. L'attacco di Miskolc con Megessi, palla sul perimetro per Sulciute, ancora Walker, il blocco di Sulciute, il cambio di direzione della giocatrice, della playmaker di Miskolc, ma il gioco è fermo perché è arrivato un fallo, è il secondo di Saisha Gori ed è il terzo di squadra per l'Umana Reyer in questo quarto, mentre siamo ancora nella prima metà del periodo. La rimessa per Miskolc ancora con Walker che prova a farsi largo, marcata da Anderson, bel passaggio di Megessi, ma bella lettura difensiva di Saisha Gori che scambia con Valeria Depretto. La numero 10 dell'Umana Reyer porta avanti l'azione, chiama lo schema, c'è il blocco di Marie Gülich, Depretto si arresta, scarica per Anderson, si scuote anche il pubblico del Tagliercio, il movimento di Anderson, lo scarico per Gülich, 6 secondi per l'azione di tiro al movimento di Gülich, la stoppata di Mokango, arriva Carangelo che ci prova allo scadere di 24, non arriva il canestro, arriva il rimbalzo col pallone che ha toccato in qualche maniera il ferro, poi Saisha Gori, la tripla è corta, segue a rimbalzo ma la palla è nelle mani di Walker che va alla transizione per Miskolc, il sottomano rovesciato, bel canestro da parte di Skoric e non molla il DVTK. 52-46, 2 triple di vantaggio per l'Umana Reyer che mette sul tubo il cambio Gaia Gorini, mentre Gori costruisce per Gülich, si fa vedere Anderson, scusate, Depretto. Anderson è pronta al taglio, si va da Gülich fuori dall'arco, accelera la tedesca, fallo di sfondamento e qui l'attacco è stato troppo fermo per l'Umana Reyer, secondo fallo per Gülich e è il bonus per l'Umana Reyer che rimette in campo Gorini al posto di Carangelo e
anche Martina Bestagno proprio al posto di Marie Gülich. Per Miskolc entra in campo invece Szabo con la maglia numero 5 ed è proprio lei a costruire il gioco per il DVTK, che proverà a riavvicinarsi sfruttando questo possesso offensivo quando siamo entrati nella seconda metà del terzo quarto. Cambio di lato, il movimento ancora bello da parte di Skoric, ma arriva questa volta l'errore e il rimbalzo per l'Umana Reyer con Gaia Gorini che supera la metà campo, marcata da Megessi. Lo scarico per De Pretto che vede un varco, va sulla stoppata di Mokango in recupero, cade a terra Mokango, la rimessa è per l'Umana Reyer con 13 secondi. Ha fatto comunque bene Valeria De Pretto a buttarsi all'interno dell'area, poi ovviamente Mokango è un fattore sia su un lato che sull'altro del campo. Qui con il gran recupero difensivo, la stoppata che concede comunque la rimessa dal fondo per l'Umana Reyer, mentre si asciuga il parquet perché Mokango è caduta a terra. 4:20 da giocare. Mokango, che lo ricordo, è la miglior realizzatrice, mentre per l'Umana Reyer è arrivata alla doppia cifra anche Valeria De Pretto a quota 10 oltre ai 15 di Henderson. Mokango con 22 è l'unica invece in doppia cifra per il DVTK, con i tifosi sono in 5, lo sottolineo, ma sono estremamente rumorosi alle spalle della nostra postazione in tribuna stampa. Attacco dell'Umana Reyer con Gorini per Gori, ancora difficoltà sui raddoppi difensivi, va Martina Bestagno alla tripla che entra e esce, tocca Gori, recupera il rimbalzo offensivo, si fa vedere, poi scarica, rischia la palla persa, la recupera Jolene Henderson, poi è Gaia Gorini che si chiude il palleggio, va da Bestagno, ancora una finta, il canestro di Martina Bestagno. Umana Reyer che torna a più 8, 54-46, 3:49 da giocare, quarto punto personale per Martina Bestagno. Megessi a costruire il gioco, difesa intensa da parte di Gori, Megessi va su, scarica per Mokango, il recupero di Valeria De Pretto, la rimessa è per Miskolc ma con soli 8 secondi sul cronometro dell'azione di tiro, e vedremo come lo costruirà dalla rimessa Megessi. La palla raggiunge Mokango, marcata da Bestagno, il movimento di Mokango e un sottomano che però entra ed esce e dunque rimane a più 8 con la palla in mano l'Umana Reyer, che può costruire l'azione per il primo vantaggio in doppia cifra. Gaia Gorini, l'uscita di Jolene Henderson marcata da Szabo, ancora Henderson per Gori che ha spazio per prendersi la tripla e la mette Saisha Gori, canestro da 3 punti, 5-7-4-6 e time out obbligato per Miskolc, perché l'Umana Reyer è alla doppia cifra di vantaggio, 57-46, con soli 8 punti subiti in 7 minuti, mentre quelli realizzati, e qui c'è tutta la differenza del mondo, sono ben 18. Umana Reyer che ha avuto fino a questo momento 15 punti, lo abbiamo detto, di Henderson, 10 di De Pretto, adesso Saisha Gori è salita a quota 8, Marie Gülich a 7, 4 di Bestagno, Gorini è ancora secco, Carangelo un punto, 3 di Caceri che 9 di Steinberga, con le percentuali di tiro che sono salite, lo ricordiamo all'intervallo. L'Umana Reyer tirava col 39,4%, adesso è 42,8 col 40%, no scusate, 45% con il 38% da 2 e il 55% da 3, 87,5% ai liberi, 24 rimbalzi di cui 9 quelli offensivi. Per il DVTK le percentuali dicono 48,7% dal campo col 52% da 3, 0% con soli 3 tentativi dall'arco, 6 su 6 dalla lunetta, 21 rimbalzi di cui 6 offensivi. Umana Reyer già in campo con lo stesso quintetto con cui si era andati al time out, cioè Gorini, Henderson, De Pretto, Bestagno e Gori. Dall'altra parte Szabo, Megessi e poi il trio formato da Suciute, Skoric e Mokango. L'attacco di Miskolc dopo il time out delle ungheresi. Szabo, la palla per Skoric, per Suciute, il fallo di Henderson su Skoric e si andrà in lunetta dunque con i tiri liberi. Adesso vedremo se saranno 2 o 3. Il primo fallo di Jolene Henderson, già al bonus l'Umana Reyer, però il fallo è avvenuto e sono 3 tiri liberi. Ecco qua, stavo aspettando la decisione arbitrale. 3 tiri liberi per Skoric, dicevo il fallo è venuto su azione di tiro. Skoric segna il primo libero e dunque è 5-7-4-7. Altri 2 liberi a disposizione della numero 24 che segna il secondo, 5-7-4-8.
e terzo tiro libero per Škorić, che intanto è arrivata alla doppia cifra, quota 10 e 3 su 3 per Škorić, 57-49. C'è un cambio per Miskolc, rientra con la maglia numero 12 Catona, e un cambio anche per l'Umana Reyer, rientra Steinberga e esce Valeria De Pretto. Più 8 Umana Reyer dopo aver toccato il più 11 sulla tripla di Gori, a cui ha risposto con 3 tiri liberi la formazione ospite, che ha un solo fallo speso in 7 minuti, già oltre il bonus invece l'Umana Reyer. Gorini, una serie di contatti non sanzionati. Steinberga serve Martina Bestagno, spalle a canestro, ancora il movimento di Bestagno che appoggia il tabellone, trova 2 punti e ritorna in doppia cifra l'Umana Reyer, che adesso in fase difensiva deve ripiegare su Catona. Lo scarico per Mokango, si torna da Megessi con il blocco del centro del DVTK, ancora Megessi marcata da Gorini, il tiro non va, l'anticipo di Gorini, il recupero di Steinberga e poi è Anderson che strappa il pallone. Vediamo se c'è un fischio per un fallo o per una contesa. Credo che sia il fallo, e così è, credo sia di Mokango, ed è il terzo fallo di Mokango ed è un fischio importante questo, con il DVTK che rimette in campo Kaniashi e esce la playmaker titolare Megessi. La rimessa per l'Umana Reyer, più 10, palla in mano, 2:27 da giocare. Gaia Gorini a costruire l'azione, supera la metà campo ancora per Annette Steinberga, che finge la tripla, poi se la prende e viene annullato. C'è stato il fallo prima dell'esecuzione da parte di Steinberga, è il fallo di Kaniashi, il terzo di squadra per il DVTK. Rimessa per l'Umana Reyer con 2:18 da giocare e se ne incarica Saisha Gori. Vediamo un cambio alle viste per il DVTK, rientra Zele al posto di Sulciute e dunque cambio tra 2 lunghe per la formazione ospite, con la rimessa però per l'Umana Reyer. 14 secondi per l'azione di tiro, 2:18 dal termine del terzo quarto, più 10 per le Oro Granata. Gori serve per Gorini, riceve ancora la giocatrice di passaporto ungherese, ma in maglia Umana Reyer, e attenzione, c'è un fischio prima della ricezione, il fallo di Catona, è il secondo fallo ed è il bonus per la formazione ospite, e dunque anche l'Umana Reyer in questi 2 minuti e 13 che avanzano per la fine del terzo quarto potrà andare in lunetta ad ogni fischio. Steinberga prova a farsi largo, scarica in qualche maniera verso Bestagno, c'è l'anticipo da parte di Zele, 8 secondi per l'azione in tiro dell'Umana Reyer, 2:08 invece alla fine del terzo quarto. Difesa aggressiva da parte delle ungheresi, Annette Steinberga va a ricevere il pallone, pronta per la rimessa in gioco, si fa vedere e riceve Bestagno, anzi no, c'è un anticipo ancora una volta della difesa con Szabo che va al contropiede. Catona, l'appoggio al tabellone qui, ottima la difesa del DVTK e Catona trova il 59-51. Torna sotto a doppia cifra il ritardo delle ospiti. Anderson si fa largo, scarica per Gori, altra tripla aperta ed altro ciuff da parte di Saisha Gori, che sale in doppia cifra e ridà il più 11 all'Umana Reyer, 6-2-5-1 in questa partita che chiude il girone d'andata. L'errore di Mokango, la gran difesa di Bestagno da sottolineare, poi Annette Steinberga, c'è Bestagno che chiede il pallone, viene servita e Martina Bestagno appoggia il tabellone. Quando gioca di squadra l'Umana Reyer fa vedere sicuramente il suo miglior basket, e da una giocata di Steinberga arriva all'8° punto di Bestagno, arriva il canestro del più 13 per l'Umana Reyer, nuovo massimo margine per le Oro Granata mentre manca un minuto al termine del quarto. Szabo chiama Mokango con il blocco, lo scarico per il tentativo da 3 punti e anche Zele trova la tripla, credo sia la prima messa a segno dal Miskolc in questa partita. Comunque vale il -10 per il DVTK. Ancora Anderson si fa largo, alza il tiro, l'errore, il rimbalzo nelle mani di Catona, ultimi 37 secondi, va su Catona, gli si para innanzi Gorini, arriva un tiraccio, poi Steinberga recupera il pallone, Gori, la transizione, si corre molto, si ragiona poco ma preferisce rallentare e proprio ragionare l'Umana Reyer, ripartendo da Steinberga che va sotto da Bestagno, si fa largo ma
Martina Bestagno e trova ancora il canestro della doppia cifra personale e del più 12 per l'Umana Reyer. 6-6-5-4, ultima azione del quarto a favore del DVTK di Miskolc. 6 secondi adesso con Szabo pronta a costruire o prendersi il tiro, sarà costretta a farlo allo scadere di 24. Il sottomano non va dopo 30 minuti di gioco al Taliercio. Il punteggio dice Umana Reyer 66, 6-6, DVTK Miskolc 54. Sono 3 le giocatrici, anzi 4 le giocatrici dell'Umana Reyer in doppia cifra. Jolene Henderson a 15, Saisha Goria a 11, Martina Bestagno e Valeria De Pretto a 10, poi 9 di Steinberga, che dunque è un passo a sua volta dalla doppia cifra, 7 di Gülish, 3 di Kacerik, 1 di Carangelo, 0 di Gorini. Madera e Crudo non sono entrate in campo. L'Umana Reyer che tira con il 48,9% dal campo, 43,3% da 2, ma 57,8% da 3, 7 su 8 ai liberi, 28 in rimbalzi con 9 offensivi. Per il Miskolc sono 22 di Mokango, 2 di Kagnashi, 2 di Katona, 3 di Zele, 11 di Skoric, 4 di Megessi, 8 di Sulciut e 2 di Walker. 46,8% al campo per le ungheresi, 48,8% da 2 punti, 1 su 4 da 3, 25% dunque la percentuale, ed era corretta la mia memoria sulla tripla di Gele, arrivata praticamente all'ultimo minuto di gioco del terzo quarto, come primo canestro pesante per le ragazze del Miskolc, che prendono 22 rimbalzi, di cui 6 offensivi, ma perdono 11 palloni. Vediamo quelli dell'Umana Reyer, sono addirittura 12, e dunque il saldo è favorevole alla formazione ungherese, che però è indietro di 12 punti e soprattutto nel secondo tempo è stata ben contenuta da un'Umana Reyer che è cresciuta decisamente di livello, con protagoniste a volte anche inattese, perché le triple di Saisha Gori, che è arrivata a quota 11 punti personali nello score ufficiale, adesso nel quello online vengono dati, non so, sono 11 punti, sì, è stato aggiornato anche lo score ufficiale. Si riprende dunque con l'ultimo quarto, il terzo quarto si è concluso sul 27-16 per l'Umana Reyer, che ha tirato col 68,8% nel solo terzo quarto. L'attacco dell'Umana Reyer che può allungare ulteriormente Annette Steinberga, il sottomano, ed ecco la doppia cifra di Annette Steinberga e il nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer, 6-8, 5-4 per le Oro Granata. L'accelerazione di Kagnashi, ancora la numero 7 con il palleggio aperto, marcata da Gorini, che va vicina al recupero, in difficoltà adesso l'attacco ungherese. Kagnashi, è entrata in campo anche Kish, la tripla sbagliata, il rimbalzo di Gori, l'apertura per Gorini che supera la metà campo, serve per Bestagno, spalla canestro, Steinberga non riesce a controllare, recupera Szabo, si arrabbia coach Andrea Liberalotto per questa palla persa, l'ennesima della partita delle Oro Granata. Ancora Szabo, sportellate tra Steinberga e Kish, ancora il possesso per il DVTK con la numero 5 marcata da Gori, che riesce a contenerla ottimamente, alza la parabola Szabo, arriva l'errore, bravissima Saisha Gori qui in fase difensiva, poi Gorini per Kacerik, è tornata in campo anche Martina Kacerik in avvio di questo ultimo quarto. Gorini accelera, si arresta, scarica per Kacerik che non si intende con Gorini, ancora una palla persa, potrebbe essere ben più ampio il margine per l'Umana Reyer, ghiacciato letteralmente il coach Andrea Liberalotto, che allarga le braccia sull'errore commesso dalle proprie giocatrici. Walker per ora 1 su 7 per lei, Bestagno che va vicina e anzi no, completa il recupero, gran difesa di Martina Bestagno, poi Kacerik, la riapertura per Annette Steinberga, fa vedere Martina Kacerik, ma Steinberga va in solitaria, il tiro storto e anche corto, il rimbalzo di Kish con Zele che va da Szabo per ricostruire il gioco del DVTK. Riceve Walker, cambio di direzione ancora, e l'assist per Kish che forse commette infrazione di passi, vediamo se c'è un fischio per il fallo, chiede giustamente passi Steinberga. Prima del fallo secondo me c'era stato un fallo, invece scusate, l'infrazione di passi, terzo fallo invece di Saisha Gori,
e c'è il time out di coach Andrea Liberalotto. C'è un po' troppa foga da parte del Lumana Reyer in questo frangente e giustamente, pur essendo a più 14 che è il massimo margine per Lumana Reyer, il proprio allenatore decide di far ragionare un po' le giocatrici. C'è poco da aggiornare nel punteggio, abbiamo già detto che anche Steinberg è arrivata alla doppia cifra pur tirando male, ha un 4 su 9 dal campo, 3 su 7 da 2, 1 su 2 da 3, ma ha preso 9 rimbalzi e ne fanno assieme a Saisha Gori, che peraltro ha preso 4 offensivi mentre Steinberg l'ha presi tutti in difesa. Dicevo, Saisha Gori anche lei ha 9 rimbalzi e vicina alla doppia, entrambe le straniere dell'Umana Reyer. Anderson invece ha 15 punti e 9 assist, una doppia anomala, potrebbe arrivare anche per la numero 3 dell'Umana Reyer, che secondo me si contende il ruolo di MVP del match assieme a proprio Saisha Gori, che nonostante abbia Saisha Gori una percentuale non altissima da 2 su 6, ma 2 su 3 da 3 punti. Si riprende allora con l'Umana Reyer già in campo. Gori è pronta ad entrare in campo, ma il suo posto viene preso da De Pretto, perché Gori è arrivata al terzo fallo, la prima dell'Umana Reyer. D'altra parte, se ricordiamo, c'è Mokango con 3 falli ed è la giocatrice che ha realizzato più punti nella partita. Si riparte con la rimessa nelle mani di Walker. È l'uscita di Bestagno che riesce inizialmente a contenerla, poi lo scarico, la circolazione, il tiro di Kaniashi, l'errore tocca Bestagno, recupera Steinberg e la transizione viene condotta dalla lituana, maglia numero 12 dell'Umana Reyer. È pronta Gorini a ricevere. Steinberg è un po' ancora poco altruista in questa frangente, perde il tempo per il passaggio buono, la palla arriva nelle mani di De Pretto, pronta ad entrare Deborah Carangelo. Bestagno mette palla per terra, usa il piede perno e porta a casa un fallo che le darà 2 tiri liberi. È il primo fallo di Kish, il primo fallo di squadra anche per la formazione, anzi no, il terzo fallo di Zele. Chiedo venia l'interpretazione mia dall'altra parte del campo. Rientra in campo Carangelo al posto di Gorini per l'Umana Reyer, che adesso ha 2 tiri liberi con Martina Bestagno. Segno il primo per la giocatrice maglia numero 4 con percentuali veramente ottime, 4 su 5 dal campo con un solo errore da 3 punti. Adesso arriva anche l'errore dalla lunetta. Comunque viene riaggiornato il massimo vantaggio dell'Oro Granata sul più 15. Il possesso per Kaniashi, il pallone nelle mani di Sabo che ha di fronte De Pretto, l'uscita con il blocco di Kish, l'accelerazione, lo scarico per la tripla aperta e Zele è l'unica che segna da 3 punti per la formazione ospite, ma trova la tripla che ridà il meno 12 al DVTK. Pronta ad entrare Marie Gulish. L'accelerazione di De Pretto, la stoppata in recupero di Kish, la transizione di Walker che si arresta dalla media e alla fine trova il canestro con un po' di fortuna. È uno dei pochi canestri messi a segno da Walker, che sale a 4 punti, 6-9, 5-9, in un Amen è tornata a meno 10. La formazione ospite, Steinberg sfortunata, il rimbalzo di Kaniashi, si rialza anche Jolene Anderson mentre Kaniashi va ad attaccare Martina Bestagno e guadagna a sua volta 2 tiri liberi. Momento non positivo per l'Umana Reyer con il break di 5-0, secondo fallo intanto di Bestagno, che è il secondo di squadra. Break di 5-0 aperto con 2 tiri liberi adesso per Kaniashi. Per l'Umana Reyer rientrano adesso, come detto, Gulish e De Pretto, e rientra anche Mokango ovviamente con Gulish in campo. Prima dei 2 tiri liberi di Kaniashi. Segna il primo, scusate, non è entrata De Pretto ma è entrata Anderson per l'Umana Reyer. Kaniashi porta sotto la doppia cifra il ritardo delle ungheresi ed è 2 su 2 per Kaniashi per il 6-9, 6-1 e Kaniashi adesso va in panchina e rientra Megessi, la playmaker titolare, adesso inquadrata dalle telecamere. Dal massimo vantaggio un parziale di 7-0 aperto per il DVTK, massimo vantaggio ovviamente per l'Umana Reyer. Deve ritrovarsi in attacco Jolene Anderson, accelerazione scarico per Carangelo, palla in angolo per Anderson, non costruisce niente l'Umana Reyer ma si fa vedere a Nete. Steinberg, una grande invenzione ancora di
Anderson, che arriva alla doppia cifra anche per gli assist, ma soprattutto Lumana Reyer torna in doppia cifra nel punteggio quando mancano 6 minuti alla fine della partita. 7-1, 6-1. Servita subito a Mokango, il recupero di Gülich che evita il facile canestro all'avversaria, poi rallentata Carangelo da Megessi che spende il terzo fallo personale, è il secondo fallo di squadra per il DVTK. La rimessa, brava Deborah Carangelo a mantenere la calma, a tenere aperto il palleggio e a portare a casa il fallo con la rimessa affidata alle mani di Marie Gülich. Il movimento di Steinberga che riceve sul perimetro, 17 secondi per l'azione in tiro, il movimento anche di Anderson che prova la tripla che colpisce il primo ferro, ma c'è un rimbalzo offensivo da parte di Marie Gülich, stretta in una morsa, arriva la palla persa e adesso la contesa con la freccia che dice DVTK. Quindi Miskolc torna in possesso di palla, ma il prossimo possesso alternato potrebbe premiare Lumana Reyer. Speriamo che non ce ne sia bisogno. In ogni caso più 10 per Lumana Reyer e ci avviciniamo alla metà dell'ultimo e decisivo quarto con un altro cambio per Miskolc. Rientra Sulciute al posto di Gele, dunque cambio tra due giocatrici di identico ruolo, con l'attacco della DVTK che vuole tentare di riavvicinarsi in questi ultimi 5 minuti e mezzo di gioco. Walker, il palleggio aperto, servita subito sul Ciute che ci prova da 3 punti. L'ingenuità di Marie Gülich, altri 3 tiri liberi regalati alle avversarie. E attenzione perché anche per Gülich è il terzo fallo, un fischio pesantissimo, anche se dobbiamo dirlo assolutamente condivisibile nell'interpretazione degli arbitri. Lumana Reyer che rimette in campo Gori al posto di Steinberg, a 3 tiri liberi per Sulciute. Sta complicandosi la vita Lumana Reyer, ma anche Sulciute per fortuna ci mette del suo, sbagliando il primo tiro libero ne avrà altri 2 a disposizione. L'esperto centro lituano della formazione ospite segna il secondo, ovviamente lettone, non lituana, Annette Steinberga. I paesi baltici alle volte portano un po' di confusione. 1 su 3 per Sulciute, paga veramente poco dazio al terzo fallo di Marie Gülich. Lumana Reyer che supera la metà campo con 9 punti di vantaggio. Carangelo scambia con Anderson, ancora la capitana in punta con il palleggio aperto, il cambio di direzione, 8 secondi, 7 per l'azione di tiro, servita Gülich che dovrà prendersi il tiro dalla media. La tedesca, la mano ce l'ha e la tira fuori al momento opportuno, ridando il più 11 a Lumana Reyer. Ci prova da 3 punti Walker, l'errore, il rimbalzo di Gülich che è su entrambi i lati del campo e recupera il pallone dandolo a Carangelo. Seconda metà di quarto conclusivo con il più 11 dell'Umana Reyer che serve ancora Marie Gülich, l'errore, la lotta a rimbalzo di Gori. Poi ancora da 3 punti e arriva il canestro di Jolene Anderson che si scambia il 5 con Saisha Gori. La tripla di Anderson che sale a 18 punti, 7-6, 6-2 con il più 14 che è quasi massimo margine. Ha avuto anche 15 punti di vantaggio Lumana Reyer, ma 14 a 4 minuti alla fine sono un margine importante ancora. Marie Gülich importantissima in difesa, togliendo il tempo per la ricezione a Mokango. Palla persa per il DVTK e rimessa per Lumana Reyer con Jolene Anderson. 4-0-9 da giocare, servita Deborah Carangelo che va a portare avanti l'azione dell'Umana Reyer, non pressata da Shabo. Fuori dall'arco Marie Gülich, si fa vedere Gori ma viene servita De Pretto, ancora Valeria De Pretto per Jolene Anderson. Gori spalle a canestro in post alto, ancora prova ad attaccare, 5 secondi, 4 step back e scarico per Carangelo che alza la parabola morbida, massimo vantaggio per l'Umana Reyer, 7-8, 6-2, è vicina alla vittoria che consegnerebbe il primo posto al termine del girone di andata all'Umana Reyer. Adesso un fallo su Megessi e attenzione, credo che vengano dati 2 tiri liberi, interpretazione un po' discutibile, questa il fallo assolutamente c'è. Sì, 2 tiri liberi in arrivo per Megessi e si lamenta il pubblico del Taliercio con intanto ritorno in campo di Skoric
Intanto il secondo fallo di Anderson, il fallo che ha dato questi due tiri liberi, il bonus dell'Umana Reyer. Skoric rientra in campo per la formazione del DVTK. Il primo libero sbagliato da Megessi, il secondo adesso a disposizione del playmaker titolare della formazione di Sisas. Secondo libero per Megessi che fa 1 su 2 e dunque è 7-8-6-3. Rientra in campo Catona dopo il tiro libero segnato da Megessi. Prende il posto di Sabo e pressing a tutto campo per Miskolc con Gori che supera la metà campo, servendo poi Carangelo. L'accelerazione della capitana, linea di fondo, scarico per Gori, scusate, per Gulic, poi Gori, poi Anderson, ancora cambio di lato per la tripla dall'angolo della capitana Deborah Carangelo. E alla fine sono veramente tantissimi gli assist di Jolene Anderson. A questo punto è lei la MVP con una menzione d'onore per Saisha Gori, mentre Catona prova a tenere aperte le speranze di Miskolc, ma intanto trascorrono i minuti. 8-1, 6-5 più 16 per l'Umana Reyer. Siamo negli ultimi 3 minuti di gioco. Deborah Carangelo ha trovato la tripla che potrebbe aver ammazzato definitivamente la partita. Ancora Jolene Anderson, stoppata questa volta da Sulciute, ma recupera Marie Gulic. Ancora la circolazione, alza la parabola De Pretto, questa volta il rimbalzo è nelle mani di Sulciute che viene raddoppiata, poi dietro la schiena per Mokango. Catona supera la metà campo, penetra, scarica per la tripla messa a segno da Skoric e adesso il timeout serve all'Umana Reyer per il mini break di Miskolc. 13 punti per Skoric e timeout per l'Umana Reyer sul più 13. Voglio andare subito a vedere il dato degli assist di Jolene Anderson, sono 11 con 18 punti realizzati e un plus minus di più 15, 6 punti di Carangelo, 10 di De Pretto, 11 di Gori, 9 di Gulic, 11 di Vestagno, 3 di Kacerik e 13 di Steinberga. Umana Reyer che tira 49,1% del campo, 44,7 da 2, 56,5 da 2, 8 su 10 dalla lunetta, 36 rimbalzi di cui 11 offensivi. Si è fermata a quota 22 Mokango, scalita a 14 Skoric, seconda miglior realizzatrice per il DVTK, 4 Catona, 5 Megessi, 9 Sulciute, 4 Kagnashi, 4 Walker con 2 su 9 dal campo, 6 Zele, 46,4% dal campo per le ungheresi, 47,9 da 2, 37,5 da 3, 81,2 dalla lunetta con 27 rimbalzi di cui 6 offensivi. Ultimi 2 minuti e mezzo effettivi di gioco al Taliercio per questa partita che chiude il girone d'andata del gruppo G di Eurocup Women 2018-19. Umana Reyer che sta cercando di riscattare la sconfitta di Brno e in caso di completamento di questa vittoria ci sarebbe l'aggancio in testa proprio al DVTK con ovviamente il confronto diretto favorevole. Pressing ancora a tutto campo per il DVTK, il tocco di Skoric sporca il possesso a Carangelo. Ci sono soltanto 4 secondi per superare la metà campo per l'Umana Reyer, 2:27 al termine della partita. Jolene Anderson è lei che effettua la rimessa, si fa vedere Steinberga, superata la metà campo e dunque si può costruire adesso con più calma partendo dalle mani di Deborah Carangelo. Il palleggio, l'arresto, lo scarico per Steinberga, poi Jolene Anderson che parte incrociata, Carangelo ancora lei sotto per Steinberga, l'anticipo, poi Anderson, un altro passaggio e il canestro di Steinberga quasi allo scadere dei 24 secondi, arriva all'8-3, 6-8 più 15 per l'Umana Reyer. L'accelerazione di Catona, il fallo di Saisha Gori è il quarto, già il bonus l'Umana Reyer comunque in questo caso in azione di tiro. Gori è tutt'altro che convinta. I 2 tiri liberi per Catona arriveranno dopo questo fischio arbitrale. Guarda il tabellone Annette Steinberga prima dei tiri liberi, mancano meno di 2 minuti, il margine è buono, possiamo dire quasi di sicurezza per l'Umana Reyer, ma nel basket può succedere di tutto, mentre Goiri ancora che si confronta con gli arbitri per il fischio precedente ha segnato il primo Catona, il secondo della numero 12 di Miskolc, 2 su 2. 8-3, 7-0 più 13, ancora pressing a tutto campo e questa volta c'è il fallo di Skoric e il
terzo di Catona, scusate, di Catona è il terzo personale per la giocatrice del DVTK e il terzo di squadra anche per le ungheresi, che continuano però ovviamente a pressare cercando di mettere in difficoltà l'attacco dell'Umana Reyer. Nella costruzione Carangelo, l'accelerazione, lo scarico per Steinberga, ovviamente gioca anche col cronometro la squadra di coach Andrea Liberalotto. Steinberga prova ad attaccare il centro dell'area, poi riesce in palleggio, consegna per Valeria De Pretto, ancora lo scarico per Saisha Gori, si va da Jolene Henderson che ci prova da 3 punti, la tripla di Jolene Henderson e il canestro che dà all'Umana Reyer il più 16, 21 punti, 8, 6, 7, 0, 21 personali per Jolene Henderson. Il fallo non fischiato a Megesi, mentre Francesco Rigo dell'ufficio stampa dell'Umana Reyer ci porta al dato degli spettatori: 4, 6, 3 i presenti questa sera al Tagliercio. Il fallo fischiato adesso a Megesi, molto meno netto di quello precedente, comunque quarto personale, e adesso c'è il bonus per il DVTK con 2 tiri liberi dall'approssimazione, perché arriva adesso al bonus la squadra ospite. Rientra in campo Cagnasci. Possiamo dire che adesso veramente solo un miracolo potrebbe permettere al DVTK di rientrare in partita. Jolene Henderson, palla per Anete, Steinberga, la tripla, corto il rimbalzo, la lotta, la palla strappata di Saisha Gori, altri 2 punti per Saisha Gori. 8-8, 7-0, ultimo minuto di gioco. l'Umana Reyer chiude dunque in testa il girone. Ovviamente la sconfitta di Brno pesava molto, nonostante la pronta reazione in campionato nel match di Schio. È arrivata la reazione anche in Europa, nonostante una Mokango determinante ancora, nonostante la partita, ripeto, sia praticamente terminata. Valeria De Pretto alla stand con il terzo fallo personale, ma ripeto, adesso si va in lunetta con 2 tiri liberi per Mokango, che serviranno solo alla miglior realizzatrice del match, peraltro quasi raggiunta adesso da Jolene Henderson. Sono 11 per Henderson e sono 22, cioè sono 21 per Henderson e sono 22 per Mokango, che adesso ha 2 tiri liberi a disposizione, ripeto, per incrementare il bottino personale, per rendere meno pesante la sconfitta del DVTK, sostenuto incommiabilmente dai 5 coraggiosi giunti dall'Ungheria fino al Tagliercio. 2-2 per Mokango, 8-8, 7-2. Henderson continua a pressare a tutto campo la formazione ungherese, battuto il pressing con la rimessa di Henderson per Gori, che ha dato a Valeria De Pretto. Chiude il palleggio anche De Pretto, cambio di lato verso Carangelo, la capitana si fa largo, scarica per De Pretto, extra passaggio, un altro, poi va a Steinberga da 3 punti, l'errore e rimbalzo di Jolene Henderson, e sono quanti? Intanto il fallo subito. Voglio andare a vedere le cifre dell'MVP della partita, che è Jolene Henderson. È il primo rimbalzo della partita, dunque non sarà tripla doppia, ma gli applausi del Tagliercio se li merita tutti sul terzo fallo di Sulciute. Jolene Henderson che andrà in lunetta con 2 tiri liberi e dopo uscirà dal campo. Pronta Martina Caceric, probabilmente per la standing ovation della MVP della partita. Segna il primo Jolene Henderson, 22 per lei, 89 per l'Umana Reyer, 72 per il DVTK Miskolc e 2-2 per Henderson. Ed ecco la dovuta standing ovation a Jolene Henderson. I 463 del Tagliercio applaudono la protagonista di questa vittoria delle Oro Granata, che, lo ricordo, torneranno in campo mentre esce anche l'altra protagonista, cioè Mokango, ricordo, in campo alle 20:30 di sabato nel match di campionato contro Vigarano, ancora al Tagliercio. Poi la sosta sia del campionato che della Eurocup Women, discrepanza di un paio di secondi tra il cronometro e l'azione in quella partita, la tripla, e ancora una volta arriva il fallo sul tiro da 3 punti, che nonostante la partita sia ormai andata è comunque una cosa che non va fatta. Primo fallo di Martina Caceric e 3 tiri liberi per Skoric, autrice di un'ottima partita per la formazione ungherese. Vediamo la faccia di Caceric, tutt'altro che convinta, ma il fallo ci stava assolutamente, e Skoric sale a quota 15 punti, avrà altri 2 tiri liberi per arrivare a 17 personali e accorciare leggermente il ritardo. Può darsi nell'ottica del doppio confronto, perché ovviamente l'Umana Reyer andrà a giocare in Ungheria, ma ha dimostrato questa sera che se gioca come sa, intanto 3-3 per Skoric, è la squadra più forte
del raggruppamento. 9-0-7-5 la rimessa di Saisha Gori per Carangelo, decide di attaccare anche quest'ultimo pallone la squadra Oro Granata con Carangelo, si fa vedere De Pretto che cambia direzione, dunque Carangelo va su col sottomano, il canestro di Deborah Carangelo. 9-2-7-5, c'è un time out per Miskolc proprio per costruire l'ultimo tiro con 1,9 e allora ci dà il tempo di andare a leggere tutti i punteggi individuali delle giocatrici scese in campo oggi. 8 di Carangelo, 10 di De Pretto, 13 di Gori, 3 di Kaceric, 15 di Steinberga, 23 di Henderson, 11 di Bestagno, 9 di Gulish, 0 di Gorini. Non entrate Crudo e Madera per l'Umana Reyer. Per il DVTK sono 24 di Mocanco, 17 di Skoric, 6 di Catona, 4 di Cagnasci, 9 di Sulciute, 5 di Megessi, 4 di Walker e 6 di Zele. Guardando le percentuali di tiro di squadra, Umana Reyer 20 su 49 da 2, 14 su 26 da 3, percentuale altissima, 10 su 12 ai liberi, 26 rimbalzi difensivi, 13 offensivi per un totale di 39. Per il DVTK c'è un 23 su 49 da 2, 3 su 8 da 3, 20 su 23 ai liberi, 27 rimbalzi di cui 6 offensivi. 2 secondi scarsi, ancora da giocare sul parquet del Taliercio per definire il punteggio con cui l'Umana Reyer vince questa partita conclusiva del gruppo G di Eurocup Women 18-19, in testa alla classifica dunque appaiate Umana Reyer e DVTK Miskolc con 2 vittorie e una sconfitta, ma l'Umana Reyer è prima per il confronto diretto favorevole, quello maturato questa sera. Vediamo cosa ha disegnato a tavolino la panchina ungherese. Ha disegnato un possibile tiro, ma la gran difesa di Kaceric lo evita. Dunque finisce 92-75 per l'Umana Reyer. Da Alberto Minacci, dal Taliercio è tutto. Umana Reyer batte DVTK Miskolc 9-2-7-5. Ciao Bionda.